Grazie. 13 anni, 19 di ministério e posso dirvi a tutti voi, sono sicuro della strada che ho preso e sono felice. E non c'è prezzo più grande di vedere una vita trasformata, una vita in Cristo Gesù, non c'è un prezzo più alto di questo. E quando ho uscito del mio lavoro, e un collega di lavoro mi ha detto, Caio, adesso tu uscirai di queste pecore qua e tu prenderai un altro tipo di pecora. Quella saranno più difficili. Non c'è problema. Quando c'è lo Spirito Santo di Dio, c'è la potenza di Dio e la trasformazione. Io sono grato a Dio. Sono grato a questa chiesa. Sono grato alla Chiesa Battista do Bacaxiri, che è stata la prima chiesa a credere e camminare assieme. E dopo questa chiesa qua è un privilegio unico e stupendo. Perciò la opera di Dio è stupenda, è meravigliosa. Vita trasformata è la grande gioia. E se fate la domanda, pastore, qual è la grande gioia della Chiesa di Treviso? È vedere le persone che si trasformano, che crescono, che vogliono vedere Gesù. Il giorno di battesimo per me è wow. La grande tristezza è quando le persone si allontanano di Cristo. È quando vediamo i nostri ragazzi, le persone che hanno sentito, mangiato, bevuto di Cristo Gesù e hanno abbandonato la fede. Questa è una tristezza. Non solo per me, ma per la Chiesa e soprattutto per Dio. Ma la grande bellezza è vedere una vita nuova nello Spirito Santo di Dio. E parliamo di questo Spirito. Grazie per il regalo. Adesso deve avere una vita più ordinata, no? Ok, grazie. E lavoriamo sullo Spirito Santo oggi. Che è lo Spirito Santo? Di solito le chiese battiste dicono parlare dello Spirito Santo. Sì, lo Spirito Santo è la potenza di Dio. E dove abita lo Spirito Santo? Dove abita lo Spirito Santo? Dentro di noi, questa potenza di Dio è dentro di noi. Così questa potenza che noi abbiamo, noi dobbiamo fare sentire ao mondo che è Dio e lo Spirito Santo è con noi. Leggiamo 2 Timóteo 7, capítulo 1, 7 e 8. Dio infatti ci ha dato un spirito non di timidezza, ma di forza, d'amore e di autocontrollo. Pastor, ma io non ce l'ho autocontrollo, lo Spirito Santo che è dentro di te è questa potenza che ti dà l'autocontrollo. Non aver dunque vergogna della testimonianza del nostro Signore, né di me sul carcerato, ma soffri anche tu per il Vangelo, sorretto della potenza di Dio. Noi tante volte abbiamo una grande difficoltà di sentirsi amati, no? Chi di qua tante volte ha quella crisi, io non mi sento amato, io sono una persona inferiore, io non sono una persona grande, io sono una persona così, e si sente sempre giù. C'è qualcuno? O io salto questa parte? Quante volte noi pensiamo, ma io non merito niente, io non sono nulla, non sono amato da nessuno, neanche da Dio. Ma dove abita la presenza di Dio nella nostra vita? E sembra che Dio sta gridando no nostro orecchio, Caio, basta con queste chiacchiere, perché io sto dentro di te. Caio, io ti ho scelto per essere dentro della tua vita, sono io, perché io ti amo tanto, perché io ho scelto la tua persona per abitare nella tua vita. La presenza dello Spirito Santo è nella nostra vita. Perciò o texto famoso, perché Dio ha tanto amato o mundo che ha dato suo Filho Gesù. Dio ha tanto amato a me e alla tua vita che ha dato lo Spirito Santo per abitare nella tua vita. Dentro di te chi abita? Dio. È lo Spirito Santo che abita nella tua vita. Così tu sei una persona preziosa agli occhi di Dio. Perché Dio ha scelto la tua vita in modo che Lui possa venire a abitare dentro della tua vita. Sembra una cosa strana, Dio abitando dentro di me. Dio abita dentro di me. Perciò io non sono una persona qualsiasi, io sono molto importante. Eu non sono una persona senza valore, io ho un grande valore perché Dio abita in me. Perciò questa presenza di Dio in me è stupenda. La Trinità nella mia storia. Dio mi ha creato, Cristo Gesù ha versato suo sangue per me, è morto sulla croce per me e lo Spirito Santo abita in me. Dio mi ha creato, Cristo Gesù mi ha acquistato com seu sangue e o Espírito Santo habita em mim.
La preciosità della mia vita è che questa Trinità fa parte della mia storia. Tu sei prezioso. Perciò quando Cristo Gesù viene in terra, muore per me, va in croce per me, è perché c'era un piano nella mia vita, per la mia vita. E dopo questo Cristo Gesù è morto, è risurretto, va in cielo e invia lo Spirito Santo per abitare dentro di me. O quanto prezioso io sono, prezioso noi siamo. 2 Corinzi 5,5. 2 Corinzi 5,5. Ora, colui che ci ha formati per questo è Dio, il quale ci ha dato la caparra. Pastor, non parlare di caparra che eu devo affittare na sala, così devo dare la caparra. Che cosa è la caparra? Garanzia, sicurezza. E questa garanzia, questa sicurezza dello Spirito Santo è nella nostra vita. Efesini 1,13. In Lui voi pure, dopo aver ascoltato la parola della verità, il Vangelo nel momento che io ascolto la parola di Dio, nel momento che io credo in questa parola di Dio consegnando la mia vita, in quel momento Dio agisce e inserisce nella mia vita la sua potenza, lo Spirito Santo di Dio. È prezioso capire questo significato, perché Dio mi ha scelto e noi siamo la persona che stiamo portando la presenza di Dio nella nostra vita. Dio è con noi. Quello che ascolta, quello che crede, riceve lo Spirito Santo. E perciò questo Spirito Santo abita nella vita di tutti i credenti. Se tu credi in Cristo Gesù, tu ce l'hai lo Spirito Santo nella vita, e è un spirito di forza, di potenza, è come il pastore Sandro ha parlato domenica scorsa, è una dinamite dentro di te, che trasforma la nostra vita, trasforma il nostro essere. Romani capitolo 8, 9 e 17. Romani 8, da 9 in poi. Voi però non siete nella carne, ma nello Spirito. Se lo Spirito di Dio abita veramente in voi. Se qualcuno non ha lo Spirito di Cristo, ele não appartiene a Lui. Ma se Cristo è in voi, nonostante il corpo sia morto a causa del peccato, lo Spirito dà vita a causa della giustificazione. Lo Spirito, quando entra nella mia vita, mi torna una persona giusta. Non c'è nessuna condanna su di me. Non c'è nessuna colpa su di me. Io sono una persona giusta perché lo Spirito Santo abita in me. Se lo Spirito di colui che ha risuscitato Gesù dai morti abita in voi. Pastore, tu stai leggendo che lo stesso Spirito che ha preso Cristo Gesù che era morto e ha dato vita a Cristo Gesù è lo stesso che abita in me? Tu credi in questo? Lo stesso Spirito che ha risorto Cristo Gesù è lo stesso Spirito che abita in me. Tu riesci a capire la grandezza, la dimensione di questa presenza nella mia vita? È questa dinamite, questa potenza, è questo dono speciale, è questa grandezza, è sentire questa presenza nella nostra vita. Se lo Spirito di colui che ha risuscitato Gesù dai morti abita in voi, colui che ha risuscitato Cristo Gesù dai morti vivificherà anche i vostri corpi mortali per mezzo del suo Spirito che abita in voi. Così dunque, fratelli, non siamo debitori alla carne per vivere secondo la carne, perché se vivete secondo la carne voi morrete. Ma se mediante lo Spirito fa morire le opere del corpo voi vivrete. Infatti tutti quelli che sono guidati dallo Spirito di Dio sono figli di Dio, sono guidati dallo. Se tu permetti che lo Spirito Santo guidi la tua vita, è la dimostrazione chiara che tu sei figlio, perché lo Spirito abita in te. E voi non avete ricevuto un spirito di servitù per ricadere nella paura, ma avete ricevuto lo Spirito di adozione mediante il quale gridiamo Abba Padre. Che cosa significa adozione? È Lui che ci ha scelto, è Lui che è venuto da me, è Lui che mi ha scelto per essere prezioso. Vieni, tu sei mio, e lo Spirito Santo entra nella nostra storia. Lo Spirito stesso attesta insieme con il nostro Spirito che siamo figli di Dio. Se siamo figli,
siamo anche eredi di Dio e coeredi di Cristo, se veramente soffriamo con Lui per essere anche glorificati con Lui. Perciò quando camminiamo in questa strada, percepiamo che Dio non soltanto ha dato suo Figlio per noi, perché ha dato anche il suo Spirito. Tu credi che lo Spirito Santo abita nella tua vita? Tu credi che tu sei guidato da questo Spirito Santo nella tua vita? Tu credi in questa potenza dello Spirito Santo nella tua vita? E questa potenza dello Spirito Santo nella nostra vita trasforma la nostra vita. Perciò io non sono più quello vecchio Caio, ma un nuovo Caio. Io non sono quella vecchia creatura, io sono una nuova creatura, perché sono stato trasformato tramite la potenza dello Spirito Santo di Dio. Dio è con noi e lo Spirito Santo fa parte della nostra storia. Perciò che la promessa di Dio, io non ti lascerò e non ti abbandonerò, perché io sono sempre con te, è la presenza dello Spirito Santo nella nostra vita. Perciò, carissimi, quando tu ti senti la persona più giù, più miserabile che possa esistere, tu deve ricordarti: Dio mi ha scelto e Lui abita in me, e quanto prezioso eu sono, e quanto potente nella presenza di Dio eu posso agire, o quanto potente lo Spirito Santo transforma la mia vita. Lo Spirito Santo entra per abitare, fare dimora e stare con noi e per guidare la nostra vita e verso la verità. Perciò lo Spirito Santo vede la nostra vita, vede tutti i nostri sbagli e comincia a chiarire: Caio, sistema la tua vita, io sto guidando la tua vita, credi in me, obbedisci alle mie parole e tu vedrai la libertà, tu vedrai che cosa significa la vita. Credi perché io sono con te guidando la tua vita, e se noi obbediamo a questo Spirito, attesta che io sono il Figlio di Dio. Perché questo Spirito che mi guida e che mi chiarisce che eu sono questo Filho. Tu puoi immaginare o quanto tu sei prezioso, o quanto tu sei stupendo, o quanto tu sei bello agli occhi di Dio. Perché Dio è con te e continua a rivelare tutte le cose verso di te. È questo Spirito Santo che è potente nella nostra storia e nella nostra vita. Se Cristo è in voi, lo Spirito dà vita a causa della giustificazione. Perché Romani 8:1, perché non esiste nessuna condanna per quello che sono in Cristo Gesù. È prezioso. Tutto quello che ho fatto di sbagliato, Cristo ha preso. Mi ha giustificato. Tutto quello che ho sbagliato nella mia storia, Cristo ha preso. Mi ha tornato giusto. E il tuo Spirito Santo entra nella mia vita per dire questo: io non ti condanno. Non c'è nessuna accusa contro di te, Caio. Tu già sei stato prezioso agli occhi del Padre. Tu già sei stato prezioso agli occhi del Figlio. Tu già sei stato prezioso anche ai miei occhi. E lo Spirito Santo dice o quanto importante io sono agli occhi di Dio. Quante volte nós temos que o dentro do nosso orecchio e o Espírito Santo está gritando de nós, dizendo: Caio, tu sei prezioso, perché io sono Dio che abito in te. Crede. Viva questa trasformazione, viva questa presenza, questa potenza di trasformazione nella tua vita. L'unico che guarisce è Dio che è nella nostra storia. Questo Spirito, oltre al darti la salvezza, è la garanzia di che io vivo senza nessuna colpa. Senza nessuna colpa. E como é bello camminare in questa storia, in questa vita, con lo sguardo fisso in Cristo Gesù, sapendo che non c'è nessuna colpa contro di me. Tu sei libero. Se qualcuno ti condanna, non è lo Spirito Santo di Dio. Se qualcuno ti condanna, è il diavolo che vuole distruggere la tua vita. Ma lo Spirito Santo está spingendo: Caio, non è proprio così. Caio, non è così. Io sono in te. É a prova più grande è Dio nella nostra vita. Perciò viene a abitare con noi e transformare la nostra vita. Perciò la bellezza e la grandezza dell'amore di Dio che ti dà la salvezza in Cristo viene a abitare con noi. Lo Spirito Santo ti guida, Dio ti guida, rivela sempre che noi siamo liberi in Cristo, perché noi siamo figli di Dio. Perciò che o texto dice: non è un spirito di servitù per ricadere nella paura, è un spirito di libertà. Perciò, carissimo, quando o Spirito Santo entra nella tua vita, tu sei libero per adorare. Tu não hai um espírito de servitù. Não existe condanna contro di te. Tu ti senti amato da Dio. 5 persone, tu ti senti amato da Dio.
Infatti tutto quello che sono guidati dallo Spirito di Dio sono figli di Dio. E o Espírito Santo não é em silêncio dentro da nossa vida. Está revelando, está revelando. E que coisa o Espírito revela? Que coisa o Espírito revela? La volontà, e dove è inserita questa volontà? Nella parola. Noi possiamo dimenticare tante cose di questa mattina, ma non dimenticate di questo che vi dirò adesso. Chi ha rivelato la parola di Dio? Chi ha rivelato tutta la Bibbia che noi abbiamo? Lo Spirito Santo. Questo Spirito Santo che ha rivelato tutta la parola abita in me. Questo Spirito Santo rivelerà a me tutto quello che Lui già ha rivelato nella storia. Io non ho bisogno di nessuna altra rivelazione che non sia quella della parola di Dio. Perciò tante volte le persone stanno dicendo: ah, ma sto aspettando una rivelazione dello Spirito, che lo Spirito mi parli. Lo Spirito Santo già ha parlato. Lo Spirito Santo già ha rivelato. Perché lo Spirito Santo non può andare contro se stesso. Perché la Bibbia, tutto quello che era rivelato già è stato rivelato. Perciò noi non possiamo aggiungere neanche togliere di quello che è rivelato. Perciò questo Spirito Santo che è dentro di me rivelerà tutto quello che è scritto, perciò che non verrà fuori nessuna altra parola che non sia quella che è nella parola di Dio. Carissimo, non cercate le altre parole dello Spirito Santo che non esisterà. Non cercate la volontà di Dio che non sia quella che è inserita nella parola di Dio, che non esisterà. Non cercate qualsiasi altre cose che non esisterà. Lo Spirito Santo dentro di me rivela quello che Lui già ha rivelato nella sua parola. Perché lo Spirito Santo è lo stesso e non può contraddire se stesso. Altrimenti che Dio noi possiamo avere? Dio è lo stesso ieri, oggi è lo stesso. E quello che Dio ha inserito nella sua parola è quello che io ho bisogno di sentire e di ascoltare. Non dare ascolto a qualsiasi parola che non sia basata nella parola di Dio, perché lo Spirito che abita in me è l'unico in grado di rivelare quello che io ho bisogno di sentire. È questo che io vorrei che la Chiesa possa sapere. Non cominciate a immaginare le cose che possono venire fuori. Sto aspettando una rivelazione dello Spirito Santo. Lo Spirito Santo già ha rivelato. Vá leggere nella parola, che lo Spirito Santo comincerà a insegnarti, a chiarire tutto quello che già è rivelato. E è questa parola è che mi guida alla presenza del Signore. Quello che l'hanno lo Spirito Santo e sono guidati dallo Spirito Santo sono figli di Dio. E o Spirito Santo è che ti rivela tutto questo. Quando Cristo è nella nostra vita, tu comincerai a fare e a sentire tutto quello che tu non puoi neanche immaginare, come Isaura ha letto in quello testo. Dio ti fa le cose oltre alla nostra capacità di immaginare, ma sempre dentro della sua rivelazione. Tu credi che la Bibbia è la parola completa di Dio? La parola completa. La Bibbia non è che contiene la parola, la Bibbia è la parola di Dio. È completa la parola di Dio. Se io ho bisogno di capire e conoscere Dio, è nella parola di Dio e lo Spirito Santo che mi rivela. Perciò questa potenza che noi abbiamo dentro di noi è questa presenza dello Spirito. E dove c'è questo Spirito c'è la libertà del Signore. Perciò che questa libertà non è fare quello che io vorrei, è fare quello che già è stato rivelato dal Signore. Eu não posso pensar que aquilo que será revelado é qualcosa de diverso para uma liberdade diversa. É aquilo que é revelado, é aquilo que Dio vuole per me. E tante volte ferisce tante cose nella mia vita, ma guarisce le mie ferite, cura, prende cura della mia storia e transforma. É questo spirito di libertà che noi abbiamo. Perciò che noi dobbiamo camminare e camminare in questa potenza di trasformazione. Atti capitolo 1:8, penso che il pastore Sandro ha lavorato domenica scorsa. Ma riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su. Non è un spirito di timidezza. Credente con timidezza c'è qualcosa sbagliata. Credente che non riesce a manifestare la gloria di Dio, c'è qualcosa sbagliata. Credente che ha paura, c'è qualcosa sbagliata. Credente che non ha il coraggio, c'è qualcosa sbagliata. Perché il credente ha ricevuto la potenza
dello Spirito Santo di Dio che abita in noi. Perciò che noi con la potenza dello Spirito Santo possiamo fare delle cose stupende, perché questa potenza è per essere manifestata, è questa potenza di Dio. Perciò la potenza dello Spirito Santo non significa fare le opere miracolose, è anche questo, ma è essere la potenza di trasformare questo mondo con la testimonianza di Cristo. Io non posso essere quella vecchia creatura, è la potenza di Dio che mi ha trasformato in una nuova creatura, e adesso il mondo comincia a vedere, ma che cosa è successo? Tu pensavi così, adesso tu pensi così, la tua vita era così. È la potenza di Dio che mi ha trasformato. E questa potenza di Dio abita nella tua vita. E se Dio vuole usare la tua vita per fare qualsiasi miracolo, userà e lo farà. E nella potenza dello Spirito Santo a un modo di Dio, non ao nostro modo. Perché tutto il onore e la gloria è a Dio. È lo Spirito Santo che fa. Não existe nessun essere umano che possa fare qualsiasi cosa. Noi non possiamo fare assolutamente niente. È lo Spirito Santo di Dio. Siamo qua da 13 anni e chi ha lavorato in mezzo a questo popolo qua? È lo Spirito Santo di Dio. La responsabilità di un pastore è essere guidato dallo Spirito Santo di Dio e guidare le sue pecore basato su quello che lo Spirito Santo di Dio ha rivelato nella sua parola. È lo Spirito Santo di Dio che agisce in mezzo a noi e trasforma la nostra vita. È questa potenza. Perciò una vita nella potenza cambia, trasforma e noi cominciamo a essere una nuova creatura. Una potenza che fa di un codardo un forte. Ricordate di Pietro? Aveva paura. Con lo Spirito Santo era pronto a dare la propria vita. Ricordate degli altri personaggi? Un Paulo che cercava di uccidere la Chiesa, nella potenza dello Spirito Santo proteggeva la Chiesa. Tanti di noi che abbiamo avuto tanta paura, ma quando lo Spirito Santo entra nella nostra vita, entra la potenza che trasforma la nostra vita e siamo pronti adesso per morire per Cristo. È questa potenza che inonda la nostra vita, è la potenza che trasforma la paura in coraggio, un codardo in un forte. È questa potenza che trasforma il nostro dolore in gioia. È questa potenza che trasforma o nostro vivere, nonostante le guerre che soffriamo, ma ci porta una grande gioia in mezzo alla guerra. È questa potenza che fa molto di più perché Dio è con noi. È questa potenza che mi fa vivere e testimoniare di una nuova vita in Cristo Gesù. È questa potenza che mi fa dire che la mia priorità è Cristo. È questa potenza che è nella mia vita, perché che io sono una persona santa, scelta da Dio, e ce l'ho questo Spirito Santo in me. Io non posso fare del mio corpo, della mia vita, un altro oggetto, ma essere veramente un vaso stupendo alla gloria di Dio, perché Dio abita in me. Perciò questa presenza divina è Dio che è con noi, e noi stiamo perdendo tante volte questo senso di che Dio è nella mia vita. Nós stiamo perdendo o senso de que Dio está abitando em mim. Dio non è lá, Dio non è da quella parte, Dio non è una croce, Dio è dentro di me. E nós stiamo perdendo questo. Tante volte i ragazzi, gli altri fanno le cose nascoste, no? Io ho detto, non mi preoccupo, può fare le cose che volete nascoste, perché Dio sta vedendo tutto. Dio sa tutto. Dio sa tutto. E tante volte nós stiamo perdendo o senso di questo Dio che sa tutto, di questo Dio che abita in me, e pensiamo che possiamo nasconderci di Dio. È impossibile, perché Dio è dentro di me. E Dio sa le intenzioni del mio cuore. Dio è dentro di me. E è questa presenza spirituale che mi garantisce la sicurezza, la vittoria e la gioia. Perché io posso sentire adesso questo conforto e pace, perché Dio è con me. Nós stiamo perdendo o senso del timore a Dio, perdendo o senso dell'amore di Dio, perdendo o senso della grandezza di Dio, perché noi non riconosciamo che Dio è dentro di noi. Questo Caio che abita qua, c'è un spirito, e è lo Spirito Santo di Dio, e è lo stesso Dio che abita in me. E questa tua vita, tu devi dire la stessa cosa a te, è lo Spirito Santo che abita nella mia vita. Perciò io sono potente, io sono forte, io sono speciale, e io posso vivere questo alla gloria di Dio, perché Dio è con me e non mi abbandonerà mai.
Perciò o famoso popolo di Israele che tante volte noi parliamo dell'Antigo Testamento, quello popolo che ha visto o mare che si apriva, ha visto la manna del deserto, ha visto tanti miracoli di Dio, ma quello popolo di Israele non avevano quello che noi abbiamo, lo Spirito Santo dentro di nostra vita. O popolo di Israele non aveva lo Spirito Santo con loro. Noi abbiamo. Perciò o quanto noi siamo preziosi agli occhi di Dio. O quanto nós siamo stupendi agli occhi di Dio, perché Dio ha scelto la sua Chiesa e ha inserito la potenza dello Spirito Santo in noi. Com o popolo di Israele c'erano dei profeti e sacerdoti che lo Spirito Santo veniva e usciva. Con la persona, com o credente, lo Spirito Santo viene e rimane per sempre. Perché o sigillo è la caparra, è la garanzia. Siamo suggellati dallo Spirito Santo di Dio. E è questo Spirito che è con noi. Perciò avete coraggio, perché Dio ti ha dato questo spirito di potenza. E leggiamo novamente l'ultimo testo di 2 Timoteo. Dio infatti ti ha dato un spirito non di timidezza, ma di forza, d'amore e di autocontrollo. Dio infatti ti ha dato un spirito non di timidezza, ma di forza, d'amore e di autocontrollo. E questo spirito è con noi. Chiesa Battista di Treviso, credete che lo Spirito Santo è in mezzo a voi. Chiesa Battista di Treviso, credete e fate le cose nella potenza dello Spirito Santo di Dio. Chiesa Battista di Treviso, uscite di qua e aprite la vostra bocca per testimoniare di Cristo. E la potenza dello Spirito Santo userà le vostre vite alla gloria di Dio. Dio ti ha chiamato a fare le grandi avventure spirituali alla gloria di Dio. E non c'è valore più alto di essere guidati dallo Spirito Santo di Dio. Se tu hai una difficoltà di essere guidato dallo Spirito Santo di Dio, io só posso darti un consiglio. Arriva alla tua casa oggi, inginocchiati e di là tu cominci a parlare di Dio. Io lo so che tu abiti in me, ma io non riesco a sentire questa guida. Rivela-mi. E lo Spirito Santo comincerà a rivelar-te tante cose, a rivelare e a dar-te o coraggio, la força. E da quel momento in poi, tu sentirás que existe uma guida nella tua vita, perché lo Spirito Santo habita in te. Se tu confessi che Gesù Cristo è il Signore della tua vita. Se tu hai riconosciuto Cristo Gesù nella tua vita, in quel momento lo Spirito Santo sarà nella tua vita. Perciò tra poco Cristo Gesù abbiamo studiato questa mattina, tra poco verrà Cristo Gesù e rapirà la sua. E chi andrà in cielo? Quelli che hanno lo Spirito Santo di Dio. Perché è la nostra garanzia. E con lo Spirito Santo, cielo. Andremo in cielo con Lui. Amém? Tu credi nello Spirito Santo? E Batista crede nello Spirito Santo, ok? E noi crediamo nella potenza dello Spirito Santo che trasforma le nostre vite. Preghiamo. Questo spirito d'amore, questo spirito di consolo, questo spirito di conforto, questo spirito di pace, questo spirito che è la nostra vita. Tu ce l'hai lo Spirito Santo di Dio? Tu já hai confessato Cristo Gesù nella tua vita? Tu já hai ascoltato la parola di Dio e hai riconosciuto questa parola nella tua vita? Lo Spirito Santo soltanto abita in un cuore che crede. Perché Dio Padre ha inviato suo Figlio, Cristo Gesù, per morire per te, per me. E quello che Dio vuole è che io possa credere in questo e consegnare la mia vita a Cristo Gesù. Quando esiste questo, lo Spirito Santo entra, transforma, agisce e mi rivela tutto quello che non riuscivo a capire. È lo Spirito Santo di Dio.
E da ora in poi noi possiamo camminare sotto questa potenza, sotto questa guida, su questa pace, sulla presenza dello Spirito Santo. Ti ringrazio, Padre, perché questo Spirito abita nella nostra vita, nella mia vita. E è questa garanzia della mia salvezza. Io non sono salvo per quello che io ho fatto o non ho fatto. Io sono salvo perché lo Spirito Santo abita in me. È per grazia. Io ti ringrazio, Padre, perché questa garanzia mi porta a camminare in questo mondo con tanta serenità e pace e sicurezza, perché tu sei con me. E quando eu riconosco que tu sei dentro della mia vita, Padre, quanto prezioso eu sono per te. Ti ringrazio, Padre, perché tu mi hai creato, mi hai acquistato. E tu hai versato o sangue di Cristo Gesù per me. E ti ringrazio perché tu hai inserito il tuo Santo Spirito nella mia vita. E io sono il Tempio dello Spirito. È questo corpo. Grazie, Padre. Grazie, Padre, perché essendo il Tempio dello Spirito, io devo mantenere questo Tempio puro e santo, consacrato a te. Perché tu devi essere degno di un Tempio consacrato a te. Che sia così nella mia vita, nella nostra vita. Consacrazione a te. Nel nome di Gesù. Amém, Senhor. Amém.